benvenuti a tutti all'11ª edizione del Trofeo delle Province Under 14 maschile, il primo trofeo della stagione che rientra nella grande famiglia delle Kinderriedi. Oggi siamo al Palazzetto di Chioggia, dove tra qualche istante inizierà la finale per il terzo e quarto posto tra la rappresentativa di Belluno e quella di Vicenza. Settimo e ottavo posto se le sono giocato Verona e Rovigo, che ha visto appunto la vittoria dei ragazzi di Rovigo, Venezia contro Trento, che ha visto appunto vincitori trentini per 2-1. Resta quindi da scoprire chi vincerà tra Vicenza e Belluno, in attesa della finalissima tra Padova e Treviso, che si giocheranno l'11ª edizione del Trofeo delle Province. Bene, siamo con Sabrina Biasiolo, che è l'allenatrice della rappresentativa di Vicenza, terza classificata. Sabrina, un primo set meraviglioso 25-15, il secondo un po' più combattuto. Cosa ci racconti? A questi livelli, con i ragazzi così giovani, la differenza la fanno sempre i fondamentali di battuta e ricezione. Sono quelli che ci hanno permesso a volte di avanzare nel punteggio, prendere spazio. Per noi comunque un terzo posto direi che è un buon piazzamento per come ci siamo preparati. Grazie mille. Perché anche i riti e le tradizioni sono importantissimi. Andiamo a scoprire se stessi che inizieranno questa gara. Terzo tentativo, Alessandro Marini mette a segno l'attacco vincente. C'è l'attacco di Vincente di Vittorio Marco Cioni che va annullare il primo. C'è l'attacco di Vincente di Tommaso Vallino.
vincente di Alessandro Marini. Palloni dubbiosi di gestione Bagher e aspettiamo 11 Alberto Bottari a sostituire il numero 6 Nicola Canziana. E trova il punto Andrea Azzardo da zona 4. in attacco, ricordiamoci, ci stanno coprendo una bella zona. Andiamo a lavorare anche su mani fuori come abbiamo fatto prima, ok? E c'è l'attacco vincente di Alessandro Marini, cambio nelle fila, Battaglia entra con il numero 12 Joshua Denardin e va a sostituire proprio il fautore dell'ultimo attacco vincente Alessandro Marini, subito al servizio nuovo entrato. Prova Ace la vittoria con questo attacco, la rappresentativa di Padova. Con Enrico Cazzaro che è l'allenatore della rappresentativa di Padova. Enrico, dopo la vittoria del 2012, dopo 3 anni, Padova è ancora la campionessa regionale. Cosa ci racconti di questa partita e di questo percorso? Il percorso è stato fantastico, come ho detto ai ragazzi prima della partita, io ero soddisfatto a prescindere dal risultato. Poi abbiamo avuto anche la ciliegina sulla torta di aver vinto giocando bene, sbagliando poco, recuperando nel secondo set che era iniziato male, quindi bravi ragazzi, sia questi 12 sia gli altri che ci hanno aiutato durante il percorso dei 7-8 allenamenti e delle amichevoli che abbiamo fatto. Allora siamo con Simone Soldera che è l'allenatore della rappresentativa di Treviso. Simone, un'impresa sfioratissima, un secondo posto con fatica, com'è andata? Cosa ci racconti? Beh, diciamo che comunque noi siamo soddisfatti perché il nostro gioco non è stato all'altezza loro sono sicuramente qualcosa in più. Noi abbiamo dimostrato comunque che quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Siamo stati forse poco incisivi nella fase di attacco, però comunque i ragazzi sono stati bravi, dopo questi giorni, varie problematiche, sono stati veramente bravi. Siamo soddisfatti comunque. Rappresentativa vicentina, anche Michele De Conti per premiare i suoi ragazzi. Comincia il 14 maschile della regione Veneto, la rappresentativa di Padova, vincitrice della provincia del 14 maschile. Complimenti ancora alla rappresentativa Patarina, vincitrice del trofeo delle province 2016.